È calato il sipario domenica 15 agosto sull'edizione numero 40 di Artigianato Vivo, un'edizione totalmente ripensata nel rispetto delle misure anti-Covid, quasi fosse una prima edizione. Il bilancio tracciato dalla Proloco di Cison è positivo. Sono circa 130 gli espositori che hanno potuto intrattenere i visitatori con la sola presenza delle bancarelle, senza quindi gli spettacoli, incontri o concerti, ma con la sola attrattività dell'artigianato e dell'atmosfera del borgo. Sopra i tavoli del punto ristoro i visitatori hanno lasciato biglietti riportanti complimenti e ringraziamenti. In controtendenza a quella delusione riscontrata dagli organizzatori nel leggere alcuni commenti sui social network, l'organizzazione infatti era stata criticata per aver fatto la scelta di regolare l'ingresso con il Green Pass, scelta che non ha impedito però ai parcheggi di riempirsi, per quanto concesso, quasi ogni sera. Nelle ultime giornate Artigianato Vivo ha registrato il tutto esaurito alle prenotazioni, in contemporanea si sono registrate al massimo 3.000 persone. Il presidente della Proloco, Floriani, parla di visitatori educati che hanno saputo mantenere il distanziamento e che hanno utilizzato la mascherina nelle situazioni necessarie. Lunedì sono iniziate le operazioni di smontaggio delle casette degli espositori con priorità a piazze e strade. Poi sarà la volta dei chioschi, in particolare nell'area di Case Mariano.